Abbiamo Claudia Guerrini di Sinea, l'Agenzia Esecutiva Europea per il Clima, le Infrastrutture e l'Ambiente, a cui abbiamo chiesto di presentarci la linea LIFE 2021-2027. Tra l'altro Claudia è anche la nostra monitor a livello europeo, quindi il progetto lo conosce bene, ha avuto modo di seguirci in questi anni. Ciao Claudia, grazie della Buongiorno, disponibilità. Ci spiace non averti qui, ma speriamo chissà di recuperare in qualche modo. Grazie della disponibilità intanto e prego, grazie per il tuo intervento. grazie mille, buongiorno a tutti. Grazie dell'invito, mi fa molto piacere essere con voi oggi perché il progetto Veneto Adapt è veramente un ottimo progetto con dei risultati eccellenti e sono anche molto onorata di parlare nella stessa conferenza con altri oratori del livello che abbiamo già visto prima di me e vedremo anche dopo di me, quindi doppiamente grazie. Dunque, il mio intervento riguarda la trasposizione dell'aspetto legale della strategia europea per l'adattamento sul piano pratico, ovvero come passiamo dalla politica all'azione concreta. Io lavoro in un'agenzia esecutiva e le agenzie esecutive in generale hanno come obiettivo primario quello di trasporre le politiche in fatti, quindi questo è proprio il nostro scopo principale. Adesso vedo di condividere la mia presentazione. Spero che sia possibile. Ok. Dunque, io come dicevo lavoro all'agenzia esecutiva Sinea che si occupa della gestione anche del programma LIFE ed abbiamo come obiettivo quello di trasporre in azione le politiche. L'agenzia si occupa del programma, gestisce il programma LIFE, ma ne gestisce anche altri, come potete vedere da questa immagine, e sono tutti programmi che riguardano comunque il Green Deal. E quindi possiamo anche dire che Sinea è l'agenzia, diciamo, del Green Deal. Dunque, il programma di lavoro LIFE, il nuovo programma LIFE, copre il periodo 2021-2027 e come vedete mantiene alcune delle caratteristiche che già erano previste nei programmi precedenti, quindi l'attenzione verso la natura e la biodiversità, l'economia circolare e la qualità della vita, l'azione climatica in termini di mitigazione e adattamento e ultimo, ma non ultimo, in questa nuova programmazione abbiamo una nuova parte relativa alla transizione verso l'energia pulita ed abbiamo una dotazione di bilancio di quasi 5 miliardi e mezzo di euro per tutto l'arco di durata del programma, quindi 2021-2027. Dunque, passiamo dalla strategia di adattamento europea al programma di lavoro di LIFE, che è la base legale che ci permette poi di pubblicare i bandi annuali e dare indicazioni sul tipo di progetti che verranno sostenuti nell'ambito appunto del bando. Per quanto riguarda il programma di lavoro 2021-2024, il sottoprogramma relativo alla mitigazione e all'adattamento, soprattutto per l'adattamento, rispecchia fedelmente
la strategia di adattamento della quale Liviu ha appena parlato. Quindi c'è una vera e propria trasposizione tra la parte più prettamente politica a quella pratica. E quindi, siccome la strategia di adattamento caratterizza il programma di lavoro del 2021-2024, i vari bandi che verranno pubblicati annualmente rispecchieranno questa struttura. Ve lo dico perché adesso vi spiego, vi do alcune indicazioni sul bando LIFE 2021 che si è appena chiuso il 30 di novembre, ma sono comunque indicazioni utili perché verosimilmente si riprodurranno anche nei bandi degli anni a venire. Come potete vedere, ho riassunto qui alcuni elementi che in realtà già Liviu ha messo in evidenza, ma per confermare come appunto questi elementi vengono passo dopo passo portati al piano più pratico. Quindi il bando che si è appena concluso comunque ha avuto come elementi trainanti il fatto che l'adattamento deve essere intelligente, deve essere rapido, deve essere sistemico, si devono creare delle sinergie, si devono coinvolgere tutti i settori della società e si devono mobilitare anche investimenti aggiuntivi. Andando un pochino più nel dettaglio, questi sono i 9 settori di interesse nel quale è stato suddiviso la parte di adattamento all'interno del bando. E come potete vedere ci sono alcuni elementi che anche per Veneto Adapt sono molto noti, perché abbiamo comunque le soluzioni basate sulla natura, che qui fa riferimento al territorio, le coste, le aree marine, ma sappiamo benissimo, e Veneto Adapt ne è un esempio, che le soluzioni basate sulla natura sono di fondamentale importanza anche per quanto riguarda l'adattamento urbano. C'è una parte molto importante relativa alla gestione dell'acqua potabile, e la preparazione a eventi estremi che possono andare dalle inondazioni come ai periodi di grande siccità e di grande calore. Così, giusto per dare un'idea di come poi ciascuno di questi punti viene sviluppato, vediamo ad esempio che per quanto riguarda l'adattamento di città e regioni al cambiamento climatico, sono state individuate delle aree di intervento che riguardano ad esempio la collaborazione con il patto dei sindaci, ad esempio. Il fatto molto importante è che il rafforzamento della resilienza deve essere portato avanti in un modo giusto ed equo. E qui lasciatemi fare una piccola notazione. Qui si può facilmente capire che dietro c'è il nobody left behind, cioè nessuno deve essere lasciato indietro. La transizione deve avvenire, ma deve avvenire per tutti e in maniera equa e socialmente solidale. E in questo devo dire che il programma LIFE, fin dalla sua nascita nel lontano 1992, quindi l'anno prossimo compiremo 30 anni, si è sempre occupato anche della parte sociale della protezione dell'ambiente e del clima, e tra i progetti già finanziati ne abbiamo tanti, ad esempio, che si occupano anche di lotta alla povertà energetica, o comunque si occupano anche delle parti della società più deboli. Per quanto riguarda la gestione dell'acqua, chiaramente questo è un elemento
cruciale perché bisogna assolutamente assicurare l'approvvigionamento di acqua potabile per tutti e bisogna ridurre anche l'utilizzo dell'acqua, dobbiamo farne un uso più efficiente e questo va a toccare poi tutta una serie anche di altri settori, non ultimo quello dell'alimentazione e del cibo. Terzo elemento che vorrei citare sono gli strumenti finanziari, perché bisogna individuare e promuovere le migliori pratiche per quanto riguarda questi strumenti per la gestione del rischio, quindi lavorare anche con il settore assicurativo e in questo un altro progetto Life Derris, un progetto italiano, se ne è occupato con ottimi risultati. Dunque, questa è la mia ultima slide sulla quale vorrei spendere qualche parola, perché altrimenti sembra, ok, è un passaggio, un percorso da una tappa ad un'altra, ma alla fine qual è il risultato, qual è il motivo per cui facciamo tutto questo? Dunque, partendo dalla politica che decide di appunto stabilire quale deve essere la strategia di adattamento per il futuro, arriviamo fino al programma LIFE che con i suoi bandi mette in pratica e dà la possibilità e dà il sostegno finanziario, perché di questo si tratta, dà il sostegno finanziario affinché si mettano in atto dei progetti che vengono inviati per essere valutati, vengono valutati, vengono poi approvati. Nel corso poi della gestione del progetto, il progetto è, cioè il rapporto con Bruxelles è un rapporto vivo e continuo, perché lo scopo non è solo quello di finanziare un'azione meritevole. Ovviamente questo è uno degli scopi, uno dei più importanti. Vogliamo sostenere azioni sul territorio, vogliamo che i risultati siano buoni per il territorio e possono essere anche replicati in altri territori, ma un altro elemento fondamentale è quello che noi chiamiamo il feedback alla politica, cioè durante la vita del progetto questo continuo dialogo diciamo con Bruxelles come in modo non appropriato, ma per capirci. Nel caso di Veneto Adapt sono stata io l'interfaccia di Bruxelles. Questo rapporto continuo è molto importante perché il progetto comunica come la policy viene attuata sul territorio, quali sono i risultati, quali sono i problemi che può aver incontrato durante questa applicazione. Questo è di fondamentale importanza per quelli che in gergo vengono chiamati i policy makers, perché possono riaggiustare il tiro, diciamo, sulla base di questo. Quindi quello che un progetto fa è di fondamentale importanza sul breve periodo per il territorio nel quale lavora, ma anche nel medio e lungo periodo, anche a livello di politiche europee. Questo, per essere chiari, è uno dei canali importanti che le persone hanno per comunicare con le istituzioni europee, perché le istituzioni europee ascoltano, perché questo è uno degli obiettivi. Dunque, io non voglio prendere più tempo, questa era la mia ultima slide, rimango a disposizione per eventuali domande. Mi dispiace, non potrò essere con voi nel pomeriggio, ma almeno fino alla pausa pranzo sono con voi, quindi se avete delle domande siete benvenuti. Grazie mille.
Grazie Claudia. Sì, abbiamo previsto le domande subito dopo la nostra pausa di coffee break, un po' per tutti, in modo da poter facilitare anche le eventuali domande da parte di chi è collegato online. Riferendomi un po' al tuo intervento, in effetti questa interazione, diciamo, con Bruxelles, come l'hai definita tu, per noi è fondamentale, perché ci permette da un lato di avere delle indicazioni su come agire, dall'altra quella di scambiare esperienze con altri progetti piuttosto che con soggetti tecnici. C'è un po' mancato, ci sono mancati un po' gli incontri che periodicamente i vari programmi organizzano, perché sono sempre estremamente importanti. Alcuni sono stati recuperati online, ma non hanno avuto la stessa efficacia. Devo anche dire però che riguardo al nostro progetto, dove abbiamo sì realizzato i piani di mitigazione e adattamento, quindi realizzando i PAESC delle diverse città, ma abbiamo avuto anche la possibilità di realizzare delle azioni pilota, ma questo percorso ci ha permesso di essere pronti per presentare degli altri progetti e per ottenere dei finanziamenti a livello statale. Il Ministero della Transizione Ecologica ha fatto un bando di finanziamento alle città per progetti di adattamento da calare nel territorio, e noi, grazie alla conoscenza e ai dati che avevamo, perché ormai avevamo redatto i PAESC, siamo riusciti ad ottenere questi finanziamenti che ora sono in fase finale di approvazione. Questo è un aspetto estremamente importante, perché lavorare con l'Europa ci permette anche di essere più pronti ad agire nel territorio, e questo sicuramente è uno di quegli aspetti molto importanti. E come dicevi tu, l'altro aspetto del monitoraggio è un altro dei temi fondamentali. L'Europa ci obbliga, no, a monitorare i risultati del progetto nel tempo. Infatti oggi pomeriggio uno dei gruppi di lavoro è proprio sul tema del monitoraggio, perché è importante. Siamo poco abituati ancora in Italia a fare monitoraggio fatto bene, e credo che questo sia l'altro degli aspetti su cui dobbiamo imparare a strutturarci, e dobbiamo capire che è uno dei temi su cui dobbiamo sempre lavorare ed aggiornarci. Quindi ancora grazie del tuo intervento, ho piacere se riesci a fermarti.